Marcord Café. Un salutone speciale a tutti gli amici del Barletta West. Siamo all'interno della Marcord Café a Barletta, su segnalazione del patron della Marcord, ovvero la persona di Samuele Di Benedetto, che ci ha convocati, ci vuole dire qualcosa sicuramente di buono. Andiamo a sentire. Ciao Samuele, buonasera. Buonasera ragazzi. Samuele. Grazie. No, grazie a te, io già so qualcosa. Volevo darvi una cosa, ve la do a voi e poi vedete voi da farsi. E di che cosa si tratta? E che cosa si Si tratta? tratta di una piccola beneficenza che voglio fare, giusto per aiutare gente che ha di bisogno. Bello, Va benissimo. Belli. Voglio vedere di che cosa si tratta. Perché io già mi Siamo immagino. ansiosi. Ragazzi, I maracas brasileri. È una grande cosa. Ho raccolto È una grande cosa, e dai. voglio che si diano a persone che hanno di bisogno. In pratica tutto questo accumulo di monetine, ringraziamo in anticipo i clienti della Marcord, quelli Ringraziamo di di vero cuore. di buon Sì, cuore, che un centesimo alla volta riempito diventa una cifrona. È come dice una grande canzone, lasciatemi contare con un centesimo in mano, Perché? sono un barlettano vero. Eccolo qua il E barlettano quindi- vero e che ci quindi, tiene. veramente questa è una bellissima cosa che Noi- hai detto. Grazie Samuele, questa è un'iniziativa che prenderemo di punta e lo faremo. È stato un gran bel gesto perché Samuele, oltre ad essere i suoi titolare della clienti. Marcord, è una grande persona, una gran bella persona. Va bene, Grazie, noi grazie. siamo qui, come abbiamo detto prima, alla Marcord Caffè, mi raccomando. Signori, noi adesso chiudiamo il questa. compito è nostro. È nostro perché lasciateci dobbiamo contare. e poi vi diremo a quanto ammonta questa bella cifrona. Sempre documentandolo con un Documentando video, tutto sia quanto. alla fine del conteggio che alla consegna ovviamente della Sicuramente spesa che daranno alle famiglie avranno bisognose. una nobile destinazione. Ci mancherebbe questi altro, soldi. Oltre- Grazie ancora a Samuele, grazie ancora Grazie alla a voi, Marcord. grazie a voi. Grazie a te voi. Samuele, da un nobile gesto non può uscire che una nobile cosa. Va bene, grazie a tutti, Barlet E a Alex. prestissimo. Amici, eccoci sulla sede del Barletta West e stiamo per cominciare la nostra grande fatica del Conteggio. conteggio. But you needed proof. You saw her right, saved No, sembrano un po' coriandoli, e poi ci suggeriva una persona piuttosto comoda che ci ha detto ma che prima squagliate, prendete più con il rame. Va bene, dai. Ci siamo, Enzo? A dopo. And from your lips she drew the hallelujah. Ecco, ci siamo. She drew the hallelujah. La prima selezione è stata fatta, ovvero 10, 20, 50 centesimi e abbiamo trovato anche un pezzo da €1. Quindi una bella sommina già è qui. Adesso il lavoraccio comincia. Arrivederci. Allora, dopo aver distinto le monete da 10 centesimi in su fino a €1, comunque c'era una sola banconota da €1, banconota no, c'è solo una moneta da €1, abbiamo fatto le nostre distinzioni, tutte i 5 centesimi, tutti i 2 centesimi To live e tutti centesimi. Voi ci puoi stare. Adesso sì, adesso ve lo chiediamo, per favore, siamo stanchissimi. Poi andremo a contare, ad entrare più nel conteggio. L'importante è che abbiamo fatto la selezione, ok? Barlet e Alex. È il turno nostro, bello.
quanta bontà. Beauty in the moonlight overthrew you. Penso. Allora, altro step compiuto, sempre grazie a Marcord, il buono di cuore. Siamo venuti all'MD, ecco, ti puoi vedere MD. No, ci ha fatto pagare, ci puoi fare un staglino poi. Ciao, per regalo. Abbiamo fatto un po' di scorta, vogliamo accontentare 10 famiglie, abbiamo pensato 10 famiglie bisognose ovviamente, abbiamo pensato alle cose più importanti, alla pasta, al riso, ai biscotti, alla salsa, Alla carta igienica, che nessuno ci pensa, ai biscotti. e quindi faremo, grazie alla Marcord, faremo la gioia di 10 famiglie bisognose. A poi! Oh, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is Conclusione, Enzo? Sì, in conclusione sì. Abbiamo fatto 10 buste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 9 buste e un cartone, sono beni di prima necessità, da premettere che siamo giù alla mesa Disco Service e che non è un supermercato, rimane sempre un supermercato della musica, ma per questa occasione speciale faremo del bene a delle famiglie abbienti, ci riempie il cuore. E da non dimenticare, da non scordare colui che ha acceso L'artefice. le lampadine a questa idea, a questo progetto. Samuele del bar Amarcord a Barletta. Quindi per un caffè, per un cappuccio, per una bevanda, per dissetarsi, Amarcord a Barletta dal nostro amico Samuele. Barlette e a Veste. Eccoci di ritorno dopo un lunghissimo viaggio. Vi ricordate la fase di andata? Tutto strapieno di soldi spiccioli? Beh, glielo riconsegniamo al bar a Marcord nella persona di Samuele, vuoto, affinché questo si possa riempire da capo grazie al gesto nobile dei clienti della Marcord Caffè. Ecco, c'è anche posta per te, caro Samuele. Grazie Enzo, grazie. C'è posta per C'è te. un biglietto. Lo puoi leggere pure tu, Enzo, se vuoi. Senza problemi. Allora dice un grazie dalle 10 famiglie che hanno ricevuto il tuo dono e da Barletta Veste che si è fatta ambasciatrice del tuo nobilissimo gesto. È un piccolo gesto da... Senza Mi fa fini piacere pubblicitari, perché noi conosciamo il grande Samuel che lo fa ogni anno. Anzi, non voleva neanche che essere nominato, però noi dobbiamo far capire alla gente che la gente brava e buona ce n'è tanta. E comunque per chiudere, lunga vita a Samuele, lunghissima vita a Marcord Caffè e a tutti quelli che fanno del bene su questa terra. Barletta Veste. Ciao. Oh,